vediamo se sta iniziando. Vediamo un po' se la qualità c'è. Ok, dal vivo. Allora. 10 spettatori, che bello. Aspetta un attimo. Vediamo se mi sentono perché sono con le cuffie un po' distanti. Ok. Ciao Alamos, ciao Darkstar, ciao Riccardo, Fabio, Super Lorenzo. Mi sentite bene perché sono in divanone. È l'unico modo. Purtroppo. Ho messo anche i banner così tanto per fare qualcosa perché non cazzo da fare. E allora ho detto, Fiori, facciamo sta roba. Ok. Siamo online. Ciao Damix, ciao Andrea. Ecco il poll. Ok. Giuseppe il 7, ciao. Super Lorenzo, Andrea Belardi. Me li godo un po' tutti. Ho messo i banner, quelli che si vede insomma se si iscrive qualcuno, che ormai non si iscrive più nessuno, perché giustamente ormai il canale del Cume è un canale con l'ernia, quindi non ci si può iscrivere. Ciao Nicolò Super Channel, ciao Marshall Official, grande Michelotto, ciao Ale25, ciao Nicolò, Alexandro. Lunedì devo fare una prima, diciamo, non è proprio per non fare l'intervento quello vero e proprio. Domani ho già, cioè lunedì devo praticamente, mi puliscono tutto quello che sta attorno all'ernia per poi con una puntura cercare di sclerotizzarla, quindi speriamo bene. Vabbè, dobbiamo vincere, Fiori. Cioè, bisogna vincere a tutti i costi, se no mi girano i coglioni. Allora, un attimo solo che sto controllando delle cose perché sto usando un altro programmino per ogni tanto sapete che il Cume fa ste cagate. Vabbè, insomma. Ciao. No, sembra andare. Adesso vediamo se va questo perché era una cosa che ogni tanto ci provo. Allora, vediamo. Vediamo se si vede. Ciao Ico, insomma, grande Damix, me lo godo Damix, bravi la sciarlatina, lingua morta, ma chi se ne c'ava. No, non vado a San Siro, cammino a stento, purtroppo è così. Adesso aspettami un secondo, provo una roba. E vedi, sei bloccato. Vediamo. Ciao l'amarancio. Adesso va il casino, vedi un po'. Un attimo da capire. Allora, vediamo se si vede. Vediamo. Sono troppo curioso, sono riuscito a fare sta roba. Devo fare i vlog così, ma non si... Perché non si vede? No, si deve vedere, cazzo. Eccolo qua, sì! Ok, perfetto. Molto bene. Quindi si è visto che l'ho visto bene. Era una chicca, una roba che volevo mettere così tanto per cazzeggiare. Vabbè, adesso passiamo alle cose importanti. Siamo su Football Manager. Voglio cominciare dal Milan perché poi cominciamo da una squadra scarsa. Quindi si comincia dal Milan, dalla mia squadra. Cosa fai come per i soldi? Sì. Ma no, è tanto per fare qualcosa di un attimo più serio. Perché se no non faccio un cazzo a casa. Sono disperato. Stamattina mi sono messo a provare a vedere se riuscivo a fare sta roba. Ciao Vittorio. Grande Michelotto. Ciao Christopher. Vabbè. Allora, Lee Young è strano. Di solito era sempre il Berlusca. Adesso arriva Lee Young. Vabbè, ti do il benvenuto al Milan. Solite cagare, vabbè, ciao. Vabbè, faccio la conferenza stampa, la facciamo. Sono felice, sì, va bene. Facciamo la presentazione. Grazie, avremo molti successi col Milan, speriamo. Sono Daniele Russo, quindi dorme tanto questo. No, non me ne frega niente. Ciao. Ok. Speriamo Francesco Borgia.
Oh, siamo in 31 comunque, cazzo. Vabbè, allora raga, la rosa è la seguente. Adesso vediamo un attimo di fare le tattiche. Diciamo che io vorrei giocare così, diciamo che è un modulo un po' spregiudicato, però vorrei giocare così. Il problema è che Fiori, cioè, mi viene da piangere a vedere certi giocatori, cioè Kalinic lo metto solo proprio se devo metterlo perché lo odio. Vabbè, allora, portiere. Gianluigione Donnarumma, e qua ci siamo. Poi difensore centrale, ok, l'uomo che sposterà l'equilibrio insieme a me, Bonucci, però lo voglio qua, Bonucci. Allora, il signor Bonni, difensore che imposta. Ok, hanno un po' cambiato, non può prendermi anch'io la mano, eh. L'Italia 1-1 e vinciamo 2-0 a Milano. No, beh, non esiste, cioè, non esiste, non esiste. Montolivo non giocherà mai. Però devo capire come mettere il tablet perché se no non vedo un cazzo. Un attimo solo, Fioi. Allora, vabbè, così ce la faccio così. Guarda, dovreste vedermi. Però quando sto bene metterò anche la web, ragazzi, tanto ormai un vecchietto sono. Poi, vabbè. Qua mettiamo il porco di Musacchio. Eccolo qua. Ecco, l'unica cosa che mi sono permesso di fare è levato gli infortuni perché vorrei cominciare almeno con i miei giocatori. Ecco, visto che a mercato potremo farne molto poco, abbiamo solo 19 milioni purtroppo. Allora, Musacchione, anche lui che... Madonna, vabbè, è un difensore dei piedi buoni, speriamo bene. Questo già un po' mi spaventa, però... come terzo, Romagnoli. Ok, difensore centrale, difesa mago 1. Ok, la difesa è questa. Poi uno dei miei pupilli più belli. Eccolo così. Andate a prendere la mano, Fiori. Andreone Conti. Questo, Fiori, ciao. Cazzo, però qua non me lo dà fluidificante. Porca puttana. Infatti, cazzo. Non è naturale. Questo è un problema. Vediamo Rodriguez. Anche Rodriguez allora. Sì, no, lui sì. Conti devi imparare Conti, perché Conti subito allenamento, insomma cazzo qua. Allora aspetta un attimo, allenamento, devo riprendere, devo un po' riprendere perché è da un bel po' che ci hanno cambiato alcune cose, allora. Allora, vediamo. Non me l'aspettavo questa. Ruolo. Ok, vabbè, piano piano imparerà. Perché deve giocarmi così, cazzo. Deve giocarmi così, assolutamente. Ok, rosa, tattiche. Già prima difficoltà per il cume, bene. Poi come centrali, allora Francuzzo che sì. Centrocampista di quantità, supporto e Biglia che potrebbe giocare meglio della realtà perché se no lo inculo. Cioè, Biglia veramente mi sta deludendo tanto. 40 spettatori, che sport. Ma Kalinic è appena arrivato, non me li fanno mai vendere, purtroppo. Purtroppo non me li fanno vendere. Poi ci cazziamo. Allora, Susetto. Attaccante esterno, supporto. E dall'altra parte io provo il turco 10, Fiori. Il turco 10. Che sì, diciamo che anche lui, perché lui è più trequartista, chiaramente. Ciao Riccardo. E con lo scambio lo puoi dare, care. Ora proviamo. Cioè, io avrei già 2 colpi dall'Ajax che vorrei portare a casa. Uno è chiaramente del mio pupillo Dolberg. E vediamo anche De Ligt, il difensore, quello giovane che mi sembra un bel giocatore.
Grande Darkstar. Ciao, vediamo, vediamo. Voi avvertitemi nella chat se si iscrive qualcuno, che almeno voglio vedere se funziona, perché io alla fine non me ne accorgo, sono un pirla. Ciao lei Angelo. Cosa dobbiamo fare? Ah sì, allora. Ciaranoglu. Ma costano troppo. Ma costano, non go skate. Io non so chi cazzo vendere. Tu. Ruolo. Centrocampista offensivo. Sinistro. Ma è così che lo impara, mi sembra. Perché mi ricordo per un gioco tanto, da un bel po' a football. Cialanoglu, ok. Ha un ruolo da migliorare, però. Ciao Alessandro. Venite da Pablo, è un difensore, lo vendo. Buon Paul è così, è vero che si cambia il ruolo, che insegniamo il ruolo all'altro giocatore, cioè che puoi far migliorare il giocatore il suo ruolo, mi sembra, Rapidità. Qua. Ok, perfetto, ok, sì, ok, sì, mi ricordavo giusto. Ok, grande Paul, ciao Giulio Vitali. Boh, allora, torniamo alle tattiche, che cioè, i primi momenti sarà così, vi lo dico. Sì, beh, lo sapete, ne ho tanti di pupilli, e quindi. Qua Andre Silva, puntona completa, speriamo bene. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, le riserve, come portiere abbiamo ovviamente Storari. Poi ci cazziamo. Come centrali che teniamo, così mettiamo già chi teniamo. Vabbè, Zapata lo tengo. Zapata come riserva va bene. Però anche un altro devo tenere. No, Paletta. Piuttosto vendo Paletta e tengo Gomez, che è un. Sinceramente preferisco Gomez, che è almeno un assassino. Allora, poi. Vabbè, come abbiamo Calabria. Insomma, una squadra non è ancora il Milan che dico io. E Locatelli. Vabbè, anche. Vabbè, dai, però abbiamo Montolivo. Che come riserva, insomma, può andare anche a bene. E. Bonaventura. Quelli che portiamo sicuri. Sborini. Poi. Vabbè, Kalinic per forza, che non vedo l'ora di venderlo, ma è cioè non è ancora comprato, i soldi arrivano il prossimo anno. Il Loca, dove c'è il Loca? L'ho già messo Locatelli. Locatelli. Ma è tra i suoi giovani. Ah no, eccolo qua. Il Loca, però lo spostiamo qua. Ciao micro. Non siamo in tendenza, è normale che sboccio, sono un piccolo canalino io. Ok, è successo qualcosa, ho sentito, vediamo se si è iscritto qualcuno forse, vediamo se va. Sono curioso, scusate un secondo perché volevo testare, eccolo qua. Sì, si vede un po' di merda perché è lungo forse. Vabbè, ciao vecchio, ciao Nico Super Channel, ciao vecchio mio, benvenuto. Poi mettiamo. Madonna Mauri, ma che gente abbiamo, cazzo. Beh, Patrick, che sbora il Venezia, faceva merda, ti pare che non lo metta qua. Comprato ancora Sbola l'altro anno, che non era nessuno. Vabbè, adesso vediamo. Allora. Allora, vediamo. Allora, arriverà il 1,7, 20 milioni. Sì, me li hanno già scalati, spero. Cioè, perché sennò veramente. Perché sennò sono cazzi. Allora. Oh, ma sono rincoglionito. Dov'è cerca? No, trasferimenti.
Ma perché hanno cambiato tutto qua? Su cazzo. Facciamo così. Allora. Dolberg. Fantasmino. So, sarà dura perché quanto costa? 11 milioni. 11 milioni. Questo lo prendo a colpo sicuro proprio. Proviamo 2,5 subito. Rate annuali, 3 rate. Cos'è sta roba? Aspetta. Non era così però. No, beh, ancora meno. Cioè, pensa a te se me lo danno così. Allora facciamo 10 milioni, 3 rate da 3 milioni. Allora, proponi. Allora, loro facciamo, loro vogliono, tanto non lo venderemo mai, mettiamo 5, sì, 25 milioni. Che sporo, cioè, ma com'è possibile? Allora, facciamo fare 7,5 e 7,5 se vuoi. E aggiungiamo no. Mamma mia, è durissima, ragazzi, eh. Ciao Francesco Sidoti. È durissima, già cominciamo male. Sporo. Ok, Paul. Sì, però che sbordo, cioè. Cioè, non possiamo spendere tutto su Dol, per carità è forte, perché io lo amo questo giocatore, però cioè, ho bisogno anche di un centrocampista almeno. Difesa non ce la faccio. Facciamo 10 e... Facciamo 10 subito, che sbordo. Proviamo. Ma i bonus... Allora, per ogni presenza in nazionale... Mettiamo... Ok. Reti in campionato, 10 reti. Se mi fa 10 reti ti do 1 milione, cazzo. Però ti abbasso qua, cioè... Ok, sarebbe spesa massima e mi tolgono 11 subito. Cazzo. 14 milioni però, sarà dura. 10 subito però ne do, cazzo. Non ha clausole, no. Ma un giocatore, ma non penso che nessuno di me voglia andare all'Ajax. 26 milioni, sì, vabbè. Bene. Cominciamo bene. Bravo come. Fare in culo. Sì, vabbè, ma sono pazzi però, cioè. Sì, se no devo passare alle cose formali in maniera diversa. Mamma mia, ragazzi. Questo è un bel ignorantone, questo, eh. Costa 5 milioni. E voi consigliate, ragazzi, consigliate giocatori a nastro. Allora, proviamo. Speriamo che la società non sia incazzata. Rate annuali in 3 anni. Sarebbe perfetto, così aggiungi. Ma sì. Ti do il 50. Allora, vogliono 12 milioni. 2 no. Ora facciamo così. Ne do 3, 2 subito. Facciamo così. Ma che do coglioni però, che sboccio. Cioè, ma che Ora facciamo così. Come ha detto lui. Barella, un altro colpo. Sì, un altro colpo Barella, ragazzi. Barella, un altro colpo che devo fare. Grazie che me l'hai ricordato, vecchio. Allora, Barella.
Ciao Lorenzo, rovere insomma così così. Ah, mi devo appoggiare un po' perché ho la schiena che ho meno dolori anche oggi per fortuna. Nicolò Barella, il porco. Allora, il porco costa Ciacinghese. Boh, ma avevano prezzi sconsiderati, cazzo. Ok. Beh, senza clemenza Fiori non si gode. Bisogna vedere com'è però. Cioè, il Venezia andava bene, qua sono comunque il Milan. Rate annuali sempre 3. Cioè, pochi soldi, figurati, non volevo mettere niente sto anno. Speriamo che i cinesi me la skate. E facciamo sempre questo. Lo fermo sempre tanto. Cosa? No, vabbè, cioè, 31 milioni. Ma sono pazzi. Sono pazzi, sono. Ma sono malati. 18 milioni e 12. No, vabbè. Ciao Marshall. Non so se posso vendere la prima finestra di mercato. Sì, no, vabbè, però cioè, sono impazziti. Sono impazziti. Daniel Vode. Grande Cume. Ciao Simulator New. Ciao Antonio. Cioè, mi sembra un po' esagerato però che sboro 31 milioni per Barella. Cioè, per carità. Aspetta, cazzo che ho fatto. Cioè, non li vale assolutamente, non esiste. Cioè, non li vale assolutamente. Che palle, oh. Dura, comincia. Voi sparate, perché non pensavo di aver così problemi con sti colpi. Cioè, 22 milioni la cifra, ma. Toh, guarda. Però sono tanti comunque, non sono convinto. Ciao Andrea Canistra. Sì, sì, sono pazzi, Paul. No, 20 milioni. Cioè. E già neanche non so se. Cioè, sinceramente, allora, osservatori. Allora. Sì, ma hanno cambiato tutto, ma perché? Non capisco niente. Dai, sta. Come si fa per fare le per età? Madonna, non si capisce più niente. Belotti magari. Tu. Ma che cazzo? Ah, ok. Allora, io ho bisogno di un centrocampista centrale in primis. Un centrocampista centrale in più lo voglio. No, ma dove cazzo è? Ruolo. Allora. No, ma no, questo è posizione ho bisogno. Non c'è più? Eccolo qua. Ok. Posizione, ruolo naturale, centrocampista centrale. Ma dove sono i trasferimenti? I trasferimenti, quelli, come si dice, realistici o no? Grande Darkstar. Allora, non lo trovo. Ah, è così adesso, interessato. Sì, madonna, ma se sti qua non mi sembra una gran cosa.
Ok, quelli ci sono tutti. Oh, ecco, Kevinone e De Bruyne. Porca puttana. Vabbè, Sonny. Sì, ma questi costano cifre impossibili. Sono interessato, sono veramente gente scandalosa. Il grande, oh, grande Api, ciao Api. Mamma mia. Sarà dura fare mercato, eh. Allora. Voi dovete buttare nomi perché non è neanche facile, oltretutto, mentre registri. Sbomi, questo va bene. Quanti anni ha? 21. Secondo me è un bel margine di crescita. 13 milioni, madonna del signore. Allora. Aggiungi. Io provo sempre così. Beh, un colpo dobbiamo farlo. 117 milioni. Talisca del Benfica, adesso guardo. Ma sono malati, cioè. Guarda, al massimo questa, ciao. No, Giaccherini non è proprio un giocatore che amo. Freuler. Sì, però cazzo. Talisca. Talisca, questo va Besiktas però. Ok. Vediamo, questo è un trequartista praticamente. Beh, che sboro. 23 anni. Mm. Questo vale da 13 milioni. Ah, in prestito però no, non può arrivare. Megoglioni, oh. Megoglioni. Sì, vorrei fare qualche magari offerta prima di passare avanti. Prendo il Ciciretti. Prendo il Cici. Aspetta, per vediamo. Prova il Ronaldo Vieira. Questo non lo conosco, onestamente. Ronaldo Vieira. Leeds, poi la mia squadra che tifo io in Inghilterra. 18 anni, anche la foto. Facciamo. Ok. Rabiot, sta gente qua non viene. Che sbaglio, non riesco neanche a prendere Barella, Cristo. Anche Barella non viene. Sì, mi sembra un po' stracciata, però. Giocatori. Caldara è già andato via, puttana miseria, ma tanto comunque Freuler, sì, ma Freuler comunque, se ora faccio l'Atalanta. Sì, 12 milioni poi. Insomma, ancora così, vecchio mio. Appena posso torno su Formula 1. No, ma non posso, cioè non posso prendere i giocatori dell'Atalanta, te prego. Però onestamente bello questo. Bello. Questo può essere interessante. Difensore centrale, mediano, cioè questo mi piace. Secondo me può venire su bene. Quanti anni ha? 22. Infatti questo era un altro che avevo messo nella lista, lentino però. Bisogna vedere quanto cresce. Proviamo. Emre Can. Proviamo. Cosa ne pensate di They Don't Care, mi sembra, la pronuncia, non mi ricordo, sono incoglionio.
So veramente un rincoglionio. 5 milioni. Si ne vale 11, quindi già è impossibile. Grande Nicolas. Il Papu, magari. Accettabile. Cazzo, 15 milioni. 7 subito. Questo secondo... Tanto finalizziamo, poi vediamo. Cosa ne pensate di Don't Care? Recio, che sbordo, me lo godo, Recio. Vallejo. Che sborda se dura, fioi. Allora. Emre Can. Emre Can, 23 anni, 31 milioni. Scade, sì, ma 31 milioni, fioi, cioè... È che è buono, sì. Sì, è un'accelerazione pessima, è anche una finalizzazione. Vediamo, però lo valutano 30, cioè... Uno che è in scadenza, non so come il Milan che prende Biglia che è in scadenza a 20 milioni. No, che cazzo. Ok. Guarda, neanche non vado avanti, sinceramente, a te fare in culo. Vediamo se posso vendere qualche stronzo, però, perché... Allora... Sì, ma come non potrò mai fare soldi con sta gentaglia? Cioè, è impossibile. Cioè, è impossibile fare soldi. Paletta quanto vale? 6 milioni. Trasferimenti, offre ad altre squadre. Ciao. Sì, ho già provato Barella. Gagliardini non verrà mai. Non posso neanche vendere gli attaccanti, è vergognoso però, cazzo. Soldi. O me li sganciano i cinesi. Ok. Grande Mirabelli. No, Buonaventura in panchina. Eccolo qua. Lucas Romero, sì, beh, Lucas Romero è famoso. Io mi ricordo i tempi, Vicente era uno dei più pagati. E gli ultimi pupilli sono andati via, Bailey. C'è anche Gray a sinistra, però... Se in Premier me li danno. 4 milioni. C'è finalizzazione però dal 3 al 7, cioè... Guarda, proviamo uno scambio. A sto punto vediamo. Però il problema è che faccio uno scambio su un giocatore che ancora non ho pagato. Metti che voglio prendere Belotti. Mettiamo. Andrea... No. Guarda, faccio prima fare così. Serie A. Torino. Giocatori. Anche Zappacosta me l'ho venduto. Mettiamo. Trasferimento. Fai un'offerta. Mettiamo che voglio offrire 18 milioni, aggiungo, cioè lui ne vale 43, sì, giocatori da scambiare, aggiungi, metti che voglia vendere Kalinic, però io devo ancora pagarlo, cioè mi pare un fa impossibile, sinceramente. Kalinic. Dov'era? Dov'è scambio giocatore?
Vedi in prestito, secondo me. Poi trasferimenti. Dove devo andare? Oddio. Dov'è il tasto? Ciao Nabil Safa. Ho bisogno. Se non c'è. Non trovo il. Paletta. Cioè non trovo il tasto, trovo più. Se no forse non si può proprio perché proviamo tipo Ciaranoglu. No, per una volta c'era proprio mettilo in prestito. Un contratto. Vedi, non c'è neanche per lui. Eccolo, vedi, eccolo qua, scambio giocatore. Vedi, non puoi farlo Non puoi farlo, adesso vediamo. Vedi, non c'è, non puoi farlo. È chiaro. Michele Magone, insomma, un po' così. Allora, proviamo a fare il palè. Mettiamone un po'. Scambio. Aggiungi giocatore. Proviamo da lì. Non li comprerei mai questi giocatori. E basta così, vediamo se accetta. Allora, paletta. 18 milioni. Aggiungi rate. No, dovrei fare così, 68. Allora, vediamo quanto. Aspetta. Facciamo così. Facciamo 5 subito. Ciao Jacopo Lazzarini. E proviamo 50 milioni. Allora, loro vogliono. Vabbè, paletta vabbè, percentuale precisione mettiamo che 50. Paletta lo vogliono. Vogliono 15 subito e 64. Che spora, calma. Se ho veloce lo comprerei subito, cazzo. No, 10 subito, di più no, te prego. 10 subito. No, in un'altra unica anche no. Però. Solo che vado in rosso, fiori, mamma mia. 50 milioni. 60 milioni. Vediamo. 15 subito, 45. 60 milioni. Cosa faccio? Cazzo. Solo che sbaglio vado in bancarotta. So 60 milioni vogliono. Più paletta. Ne do 15 subito a finito il mercato, però. Io piuttosto un po' che sporma. Lasciami un po' di soldi, Cairo di merda. Facciamo così, va in culo. $15 milioni, 40 niente. Cazzo, anche. Porca puttana. Allora, proviamo intanto, dopo vediamo. Andiamo un po' avanti. Allora. Sì. Allora, accettata. Però, cioè, se prendo solo lui, però.
15 milioni, che però sono a rate. Aggiungi promessa. E cosa è stato una rosa turnover? Io non ho capito che cazzo vuole questo. Allora, l'Ensis dovrebbe discutere del contratto perché la sua squadra rappresenta l'opzione preferita, ma desidera che le seguenti condizioni siano garantite, considerando che ci... Allora... Vabbè, intanto vediamo, dopo è chiaro. Belotti accettata. Cazzo. Vincere la Serie A entro il 2018-2019. Porca puttana. Offerte per Paletta. No, dell'offerta non lo prendo, me ne si riscaldate. Devo aspettare qua però. Aspettative stagionali. Eurocup, che sbommi, raggiungi la finale o vincitore. Raggiungi la finale, va. Serie A, qualificazioni, Coppa Campioni, cazzo, vedono anche soldini. Nuovo budget 29 milioni, bella, grandi. Sì, io ho paura che si incazzano se vendo... Vediamo quanto vale Montolivo. Io lo venderei subito, cioè lo odio. 6 milioni, ah, te sborro, mi te vendo. Offre da 3 squadre. Ciao. Vai. Allora, leader, giocatori molto influenti, Biglia, vabbè, le soste, robe. Ciao. Presentati alla squadra. Tu. Energico, voglio l'opportunità per presentarmi. Barella Montolivo, proviamo, dai. La vedo dura, però. Qualificarci per la Coppa Campioni. Bene. Ok. Sì, devono essere... offerta del West Ham per Montolivo. 4 e 6. Ammazza, esemati sti qua. Proviamo, beh, Barella. Montolivo sarebbe stupenda. Solo che Fiori non ho più skate. Allora. Nicolino. Allora, offerta. Giocatori da scambiare. Anche Baselli, cioè, però Barella secondo me può fare benissimo su... Qua, aggiungi giocatore. Montolivo. Sì, ma Montolivo al Cagliari la vedo dura, eh. Guarda, no, vabbè, quello non lo prendi neanche se vuoi. Allora, però, calma, cioè... 2,5 subito. Cioè, vale 5 milioni. E... Cioè, non è che posso... inaccettabile. Vabbè. Già Mario non viene. Ok, Paul, ok. Cioè, se arriva Belotti, ragazzi, faccio il colpo. Il Cagliari è d'accordo intorno per Nicolò Barella. Ok. Ciao, Mito. Ciao, bello. Porca miseria. Che sborro vuole qua così, vabbè, ma non può chiedermi queste cifre, però. Sono scioccato. Che sporo.
Aumento cioè prende 2 milioni. Sport 13, cioè ma ragazzi cioè commissione 9 milioni. Vabbè, sti bonus. Vabbè, bonus presenza in panchina anche no. Pare che non lo metto mai, però premio piuttosto ti aggiungo gol. Ok, aumento stipendio. Sì, piuttosto ti aumento del 20%, ma cioè non è accettabile, sì, vabbè, ma 13 milioni all'anno vuole. Proviamo così. Sembra contento, forse potevo andare anche più giù, cazzo. Cosa faccio, ragazzi? So, però è chiaro che ci veramente ci ammazziamo, Aspetto il vostro consenso, raga, perché sono tanti soldi. Cioè, devo vendere qualcuno di. Devo sacrificare un Buonaventura. Cioè, che ci sono uno così perché non posso vendere chi è appena arrivato. Cioè, voglio giocare con Biglia. Che sì, Ciaranoglu. Oppure faccio la pazzia e vendo Suso, che è un giocatore che a me comunque non piace più di tanto. Cioè, forte, ma. Grazie, Mito. Allora, proviamo. Vedi, ormai. Vai, tanto proviamo. Rosa. Solo che dopo a sinistra ho Cialanoglu e basta. Se vendo Bonaventura. Sì, ho Borini, vabbè. Offre ad altre squadre. Tanto Giuseppe Mauri. Vediamo Suso quanto vale, Fioi, perché. Però dopo come cazzo faccio? Cioè, non posso giocare con le ali, devo cambiare modulo per forza. Voglio giocare col trequartista, Cialanoglu qua e 2 punte. Susetto. Suso vale 24 milioni, 23 anni, parametri però forte, è forte. O facciamo solo Belotti, vabbè, vediamo. Ok, vabbè, lui, sinceramente. Lui non vuole un cazzo. Ciao, Suso è più forte. Secondo me questo è buono. Cosa ne pensate voi? Cioè, dei parametri così sicuramente cioè, a livello mentale è fortissimo. Come qualità fisiche è potente, però diciamo che non farà della velocità la sua arma di seduzione. È un mediano fondamentalmente. Marcatura 14. Ma. Trasti 14. Cosa me lo consigliate? Questo, cioè, a me piace in realtà questo giocatore. Ciao, come.
Tielemans è andato al Monaco. Ma quindi non mi consigliate They Don't Care? Sì, potrei provare anche Casper a sto punto, però Dolber non è pronto come Belotti. O se no rinunciamo a Belotti e ci prendiamo un centrocampista e un difensore, andiamo avanti con Andre Silva, Kalinic e Cutrone. E vediamo se riusciamo a prendere Dolber, però... sì, infatti è un vice che sì, è perfetto sto qua. Vabbè dai, non è tantissimissimo, dai. Mita, lo so, però può crescere, è giovanissimo ancora. E poi il discorso è che purtroppo ha pochi soldi. Guarda che ho 29 adesso, però andiamo a vedere Dolberg, andiamo a vedere Casperino di nuovo, perché Dolberg io lo voglio, cazzo. Io senza Dolberg non so stare. Van de Beek se lo provo. Cioè, questo potenzialmente Fioi tiro da lontano, 13, 19, 16, 20 tecnica, finalizzazione 20. Cioè, Fioi... Questo è fuori bene, cazzo. Allora, proviamo a cambiarla. Ok. 50. La penso anch'io. No, Dolber diciamo che è la riserva di lusso, ho anche l'Europa League. Andre Silva e Dolber prima scelta come riserva. Sì, anch'io lo farei il prossimo anno, un grande colpo. Sì, perché se Dolber mi costerebbe 30 milioni, però 5 subito. Accettabile, vedi, 30 milioni. Vabbè, proviamo. Adesso devo fare anche le altre tattiche, però devo abituarli anche alle altre tattiche, se no sono cazzi. Sì, Andre Silva, sì, sì. Andreone Silva. Beh, che prima squadra, sinceramente. Anche l'Arsenal lo vuole. Che sbommi. Ma, Ah, così, vabbè. Cassitura. Corsa contro il tempo, il Milan per Don't Care. Allora, vediamo che ti ha detto anche Ajax. Cioè, ragazzo prodigio, no, cioè. Sì, sì, beh, Kalinic appena posso è morto, eh. Lo odio quel coglione di merda. Guarda anche Kluivert può venire su bene. Donny Van de Beek. Centrocampista centrale 20 anni. Gesbor. Questo è bello ignorante, mi piace. Questo lo conosco sì ma meno. Sì, sì, penso che Belotti, se va via, Fioi, pazienza, però, cioè, spendere così tanti soldi, secondo me, eccessivo, devo prendere qualche giocatore. Secondo me, dopo...
No, 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 questo proprio no. Piuttosto ti do più soldi, ma no. Ok. 16 milioni. Si aggiusta. Questo mi sembra un bel colpo, Delict, sto qua. Cioè, questo mi piace tanto, Sborg mi piace massa. Tutti l'Ajax sono veramente dei giovani mostruosi, come sempre. La proviamo così. Ok, Mito, se ce la faccio, volentieri. Upamecano, ok. Vabbè, ciao. Proviamo, questo non lo conosco proprio, onestamente. Ciao Gianluca. Upamecano. Werner costerà... beh, cazzo. Non è male, no. Però Delict lo preferisco. Sì, Nainggolan. Ciao. Magari, poi. 47 milioni. Sì, vabbè, ciao, i semati, sì. Van de Beek ho già provato. No, vabbè, vuole troppo. Allora, andiamo alle tattiche. Allora, questa è la prima. No, però... Dove sono? Oh my god. Dove sono le informazioni da darghe? Goretzka, costano troppo sti qua. No, non trovo da mettere tipo, non so, gioca largo, robe... Ah, qua forse. Mentalità. Controllo. No, ma non capisco. Qua hanno cambiato tante cose. Paul, ho bisogno di Paul. Dov'è? Dov'è? Istruzioni squadra. Oh, ma com'è? Allora, ritmo di gioco veloce, gioco sempre così. Ampiezza gioco abbastanza larga. Pressing di più. Dobbiamo sfruttare le fasce perché abbiamo escluso giocatori migliori in questo momento. Creatività voglio. Cross tesi. Sì, perché Sillo secondo me di testa. Ma proviamo, dai. Ok, poi abbiamo la seconda e la giocherei così. Implementalità, controllo, flessibile. Questo è il secondo modulo. Istruzioni. Qua però giocherei più veloce, equilibrata, pressing sempre, sfruttiamo il centro. Cross che qua farei così, sì. Ok. Poi ci piazziamo la terza. La potremo fare
Così. Che è simile comunque. Tanto ne uso sempre al massimo 2 di solito. Equilibrato, veloce. Ok. Però qua facciamo fare tutto, quindi questa così con meno istruzioni. Roga non mi piacciono. Torniamo alla nostra. Suso che Siviglia, Rodriguez. Ok. Allenamento, i preparatori mi sembrano buoni. Aspetta, preparatori, per il momento teniamo questi. Allenamento, si stanno allenando. Ok. E squadra, cominciamo con la tattica. Ok. Affiatamento squadra, vabbè, proviamo, speriamo. Grande Alice Beck, ciao bello. Van de Beek accettata, anche lui, anche lui, anche lui. E questo è il centrocampista. Bisogna fare una scelta, ragazzi. Questo però, rispetto a Dodon Kerr, è un regista avanzato che... Vabbè, tanto ne facciamo, poi se ne frega. Voglio prendere in prestito, go, in prestito, poi la rivale non esiste. Ciao, ciao, ciao. No. Ok, è un po' avanti perché sennò cazzo non facciamo niente. No. Van de Beek vuole niente. Vabbè, più di questo non ti offro comunque. Se vuoi andare al PSG cazzi tuoi. Qua, questo è il mio pupillo. Porca puttana. Non riesco a stare senza Dolberg. $4 milioni. Commissione per la gente 2 milioni. Vediamo. Quasi raggiunto l'accordo. Dolberg purtroppo è una tentazione che non ci posso rinunciare. Allora, Mauri nessuno lo vuole, infortuni per il momento no. Aggiornamento sul rischio infortuni. Alto rischio. Sporo praticamente tutti. Non convince, vabbè. Incontriamo la stampa. Ho sognato questo momento per anni. Sì, sono convinto al presidente delle mie ambizioni. Sono davvero... Ok. L'età non conta. Sì, ma Velotti, meno di no. La loro voglia di vincere. Ok. Non spendo niente. Cioè, non voglio dire il mercato, che sennò dopo mi alzano i prezzi. Può rivolgersi a me. Suso, non intendo discutere. Non parlo di ste robe, non rompetemi i coglioni. Oh.
Allenamento, allora mettiamo medio, che palle, oh. Vai. Stasera 1-1. Stasera 1-1. E adesso Fioi... Sì, Belotti purtroppo. Vivo un sogno della... Neanche la leggo sta roba. No, Andre Silva è infortunato, ma Dio Cristo. Vabbè, 3 giorni. Ah, non quello. Allenamento. Allora, qua teniamo squadra alto. Individuali. Ho capito, ma sono low, porca puttana, cioè, livello di intensità medio, ok. Medio, togliamo i pesanti allora. È tutto medio, cazzo, però, cioè... Scusa, ma è tutto medio? Insomma, non... Sì, ok, carico di lavoro pesante, ma come... Cioè, qua però è medio? Cioè, non capisco dove devo cambiarlo se mi dà medio, quella puttana di tua madre. Ok, questo medio, che scemo. Bonucci. Beh. Aspettiamo un po', lui è l'esperto degli allenamenti. Ah, Dio mio, c'è che sbarro, c'è medio e mi dice pesante, sto rincoglionito. Qua forse, no. Vediamo Paul cosa mi scrive, perché quello che dice Paul per me è fondamentale. Ai ai ai. No, per esempio è pesante anche Gomez, ma è medio però. Ecco dove c'è pesante magari. Ecco. Calabria, medio. Ah, dici però mica tutti lo sto insegnando. Cioè, mica tutti stanno... Sto insegnando lavoro nuovo però, porca puttana. Questo gioco è lungo. Diciamo che non è il gioco operato per una live, però che sbordo, noi siamo i comendiani, ce ne sbattiamo i coglioni. Vai. Ok. Allora. Ok. Vabbè, purtroppo è un sogno, ma rimarrà tale per il momento. C'è una difesa un po' di merda, se si rompono i titolari, ciao. Andiamo un po' avanti perché vorrei fare almeno una partita del preliminare, cazzo. Adesso vediamo Paul, che sboccia, cioè... Dovranno anche allenarsi questi stronzi con tutti i miliardi che prendono. Ma te prego. No. Buonaventura è infortunato un giorno, vabbè. Finché un giorno va bene. Ciao Ave Cesare.
Tra un po' comincio, Prima la Fiorenzuola. Sì, le amichevoli le faccio fare sempre, vado sempre in vacanza, Ma non hanno capito. Non in prestito. Mauri, deve andare via. Aspetta, però devo mettere Mauri contratto. Situazione mercato. Non precisato. Ok. Se no mi rompo le balle. Riunione con gli osservatori, nessuna offerta permanente. Mauri non vuole nessuno. Mauri, beh, d'altronde è una merda di giocatore. Niente, se volete darmi qualche altro consiglio, guarda che io sono qua, Sono pronto per i vostri consigli. No, poi oggi, credo c'è la partita, però io nei prossimi giorni penso che farò parecchie live su football, che lo gioco con voi, che almeno insomma ci divertiamo un po'. Ma perché sti amichevoli? Ma che amichevoli? Mica... Ma non posso fare 1000 guarda, guarda, una la faccio. 12, 18, 20, 24. Guarda, quella con la Juve anche no. Ciao. Vediamo se amichevole col Cham. Lo so, però sono tutti... Oh, Alexandro passa al City. Attenzione. 44 milioni Borot. Megoglioni. Buono, buono. Se la Juve si indebolisce è solo che positivo. Adesso un po' di amichevoli così magari la squadra... Donny van de Beek può essere finalizzato, però aspettiamo. Prima rimanda, la priorità è Casper. Cotrone 3 giorni. Ragazzi, primo colpo di mercato. Perdo subito 8 milioni, 29 milioni totali. Il ragazzo prodigio dell'Ajax, pupillo del Cume da ormai insomma un annetto bello pesante. Primo colpo arriva Casper Dolberg, yes! E godo. Proponiamo Antonelli, ma per chi? Ce lo vendiamo proprio? Yes. A Montolivo a vedere il benvenuto, madonna. Poverino. Secondo me qui, cioè, allora, Van de Beek è più offensivo, però di offensivi ne ho già. Io ho paura che ho più bisogno di lui, secondo me. Vabbè, rimandiamo intanto. No, era molto ironico, sì, lo so, vecchio. Ragazzi, Van de Beek è un... fatto il record già. Ok. Ed è arrivato Dolberghino Fioi, che bello. Quindi secondo voi è meglio Dodon Care?
tra lui e Van de Beek. Casper Dolberg, 19 anni, è già così, è già un bestione, cazzo. Potenziale. Chiedi ok. Allora, Dolberg. Ok. Ok, facciamo così. Ragazzi, c'è questa scelta che potremmo fare solo questi due colpi qua in difesa, pazienza. 2 milioni per Zapata. No, Zapata devo tenerlo per forza perché mi serve come riserva, ho bisogno di riserve. Presenta Dolberg. Sono entusiasta. Grandissimo colpo. Non intendo rispondere. A Gennaro Gattuso che parla inglese. Vai, Gattuso mi aiuta. Non parla neanche l'italiano. Sì. Vai, l'unico limite è il cielo. Non ho alcuna preoccupazione. Non ci sono preoccupazioni. Ci fa vincere la Champions, Carberry. Basta. Ok. Vabbè. Tieni, cos'è sta roba? Allora, seleziona. Che figata. Useremo il 5-3-2. Ok. Una piccola relazione. Ma basta, non possiamo fare altro? Istruzioni. Vabbè, ma tanto le amichevoli non le faccio io, quindi che sborro. Ok, certo che sogniamo in coppa, ragazzi, falliamo. Purtroppo c'è Belotti, onestamente, è una cifra troppo alta. Bene, bene, bene. Milan Cham. Ok, allora. Sì, speriamo che se mette tutti i giocatori di merda le faccio io. Però di solito. Vai. Non lo so se era Cutrone, perché secondo me Cutrone. Avevo notato anch'io una foto, diciamo che non mi aveva convinto appieno. Ora piccolo piccolo. Vinciamo 3. Beh, allora siamo competitivi. 3-0. Reti di Silva, Calabria e Bellanova. Però ha messo. No, belli ha messi. Trequartista a sinistra. Ma che cazzo. No, vedi, quello è il problema che fa. Vai. Guardiamo un attimo. Belotti. Vedi, potrei fare modifica budget. Ciao Gallo. Adesso guardiamo Cutrone anche. Io però vorrei fare. No, però quella col Chelsea l'annullo perché è troppo vicina e non ho voglia di prendere le bombe, sinceramente. Calendario. Allora in coppa giochiamo il 27, sì dai. Vabbè, ma andiamo avanti, che se ne frega. Se voi vi divertite ragazzi, stiamo quanto volete, ma per me non c'è problema. Allora, rose. Il Cutro.
il Cutro. Forse aveva 5 anni, forse. Sì, Dolberg si deve fare gli amichevoli, ragazzi, perché abbiamo visto che sono qualcosa di scandaloso. Leader della Serie A, perfetto. Bene. Ciao, micro. Guarda che bello, il mio Dolberghino è arrivato. No, Barella vogliono più di 20 milioni, vogliono 30 milioni per Barella, cioè. Ma il primo anno è sempre difficile comprare, raga, bisogna aspettare dopo il primo anno, se poi vado in Champions sono a posto. Sorteggio. Quante sono? No, beh, direi anche di no. Milan o Orda Basi o AEL. Vabbè, insomma, penso che non ci saranno problemi, spero, perché se andiamo fuori dalla Coppa Europa League, cioè mi ammazzo. Ok. Ma no, in prestito, Dio Christiansen. Anche bisogna cambiare anche paletta. Non precisato. Ah, forse me ne avevano già fatte le offerte, però. Aspetta un attimo. No. Chi era allora? Non mi ricordo. Forsberg, ma speriamo bene. Ok, palettone. Allora, 6 milioni. Monaco. Oppure... Va bene che se gli devo dare un po' di coso, fotte sega. Accettiamone un po' per sicurezza. Quelle più alte. Ok. Ce li abbiamo rotto di coglioni. Ci togliamo via un bel rompiballe. C'è un rompiballe, un giocatore che è proprio scandaloso, poveretto. Cioè, meno male starti i capelli almeno perché era veramente pietoso, povero uomo. Era un po' ridicolo. Ok. Olby Under 20, ragazzi. Esiste anche l'Olby Under 20. Dai che tra poco giochiamo un'avventura a 9 giorni. Silvio Berlusca va all'Udinese. Sì, Courtois. Ciao. The Light va a Liverpool, ma d'altronde era impossibile comprarlo. 39 milioni per un difensore di quell'età. È veramente duro. Preferisco Zapata e Gomez, sinceramente. Proprio Palletta non lo sopporto. Paletta. Vabbè. 21.000 abbonamenti, si aspetta ancora 5.000 abbonamenti. Ma chi cazzo fa le amichevoli? Cioè, questa è una roba che non è mai successa. Porra, le amichevoli. Salvataggio. Cioè, comunque partiamo con la Roma, subito l'Olimpico, poi Spalle e Lazio e Napoli. Cioè, un inizio, cioè, se siamo fortunati 3 punti. Cioè,
Cioè, forse cominciamo peggio di come è iniziato il Milan nella realtà. Bene, sono quelle cose che mi danno soddisfazione. Allora abbiamo detto che andiamo su. Non andiamo su di lui perché ne abbiamo già. Cioè, scarso non è, però. Adesso ho più bisogno di qualcos'altro, sinceramente. Speriamo di non sbagliare. Se sbagliamo, no. Ok, paletta. Questi rifiutiamo. Rifiutiamo. E rifiutiamo. Ok. Contrattura alla coscia, madonna. Tutti i pochi giorni fino adesso, manco mai. Sì, l'Ajax sostituisce Delete con paletta, che bello, me lo godo. Lo so, oh, eccolo qua. E arriva il secondo e penso ultimo colpo in casa Milan. Eccoci qua. Inizia il ritiro. Altissimo rischio. Allora. Io non sto capendo sta roba, sinceramente. Tipo Rodriguez. Medio. Soddisfatto dell'evento complessivo. Potete allenarvi, ragazzi, non posso. Se non lo facciamo durante la sessione estiva, cioè dopo quelle partite abbassiamo, ma adesso no, non mi interessa. Ok. Riunione. Ma le amichevoli, parla la squadra. Proviamo a farla questa. Vabbè, giochiamo così. D'accordo, ok. Fine incontro. No. Ok. Basta. Allora, finanze. Allora. Trasferimenti 11 milioni, budget in gas di 204. Beh, dai, non è male, non è male. 64 milioni in bilancio qua. Stipendi 204. Beh, dai, siamo messi. Beh, possiamo, in realtà potremmo anche farne altri di colpo. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Ma posso registrare? Non posso farlo andare. Mi sembra impossibile. Sì, infatti, no, beh, ma poi lasciamo perdere, va che è meglio. Siamo contro il Fiorenzuola. Vediamo cosa facciamo in sta amichevole. No, sul discorso giovani aspetto, sinceramente. Adesso devo dedicarmi un po' alla prima squadra per il primo anno, perché è un obiettivo troppo importante. Quelle sono cose che faccio su squadre. Vediamo se posso inserirlo in qualche modo, non credo.
Gli altri neanche li porto, guarda. Vabbè, giochiamo con la formazione tipo. Siamo tutti a posto. Non può essere schierato, fanculo. Spero di poterlo convocare in un minuto. Ora mettiamo il sempre bello Abate. Le squadre si stanno adesso a fare il pelotone anche là, se no già. Levo secondo te. Ciao. Andiamo. Laga perché sul portatile la ghicchia però, Pazzesco. Aspetta, è troppo veloce però, sì, non capisco niente, così pausa. Ok. O se no mettiamo il mitico classico 2D. Se volete lo possiamo fare come ai vecchi tempi. Ecco il portatile, per quanto sia un Alienware, ma sto anche in, come si dice, allora qua c'è posizione, questo è un casino però. Avevano detto che era un po' cambiato il discorso dell'interfaccia. Ok, un po' meno intuitivo, vabbè insomma, li arriviamo comunque, dai. Sì, dopo dovrò vedere un attimo Facciamo in 2D intanto, raga. Dopo quando andiamo dal fisso, vai che sì. C'era Noglu, palo, mamma mia. Subito il ciane. Come i vecchi tempi, ragazzi, che poi è sempre più bello il 2D, Suso. Che sì. Ciaranoglu, madonna, secondo palo di replay, non so. Cazzo uguale il tiro. Cioè, ragazzi, cerchiamo di vincere almeno con questi. Cioè, prendere il gol della Fiorenzuola è grave, però,
Come cazzo si fa? Vedi che questo è un casino. Non che credo. Oh, manco male. Bravo Musacchio. Inizio promettente. Sì, ma l'avevo tolto il replay però. Mamma mia. Ok. Adesso penso di averlo tolto. Ok. Vai, proviamo col 3D. Vai, vediamo come va. Stiamo così per un po', non capisco perché. Vai Musacchio, vai Musacchietto, vai Suso. Ciaranoglu. Silva fuori. Francuzzo. Vai Andreone Conti. Bello. Preferite così allora? Forse forse c'ho la spunta su scheda video integrata. Che ogni tanto mi capita sul portatile. Può essere. La squadra gioca insomma che sì. 7-3. Vai Lucas, dai ragazzi, ci siamo contro il Fiorenzuola. Oh, Susetto. 2-1. Dai, Biglia, cacchio. La Biglia fa da cagare anche sul gioco. Bravo Rodriguez. Ecco, bello. Come siamo in bene, devo mettere 2 di ragazzi, da vomitare, lo sistemo la prossima volta. Scusate, ma lo sistemo la prossima volta. Togliamo questo, magari no. Dai ragazzi. Da me Silva sta giocando così così. Cremonesi ammonito, l'autore del gol. Lucas. Vai Susetto. Ecco, ennesima traversa, 3 pali, abbiamo preso 2 anzi 3 traverse in realtà. È uno dei migliori c'era Noglu comunque. E si è Suso. Vai Conti. Brutto. Secondo tempo cambia, Silva finora ha fatto maletto, Ok. Ha perso pallone in realtà Suso. Bene Musacchio. Vedi c'era Noglu, avevo visto che andava bene. L'avevo visto il buon Ciaranoglu. Allora, spogliatoio. Parla la squadra. Energico. Sì. Reagito male i commenti, non mi interessa. Dovete svegliare. Ok. Tattiche. Proviamo. Dolbergone. Ok. Poi mettiamo Mongolivo per Biglia. Ok.
In difesa il più stanco è il Bonni e mettiamo Zapata per Bonni, un po' di turnover che non fa mai male. Ok. Conti è così, lo sappiamo. Però è forte. Ho tanto le pagelle le ho anche di là. Susetto. Ciaranoglu, fuori di poco. Sì, sarebbe clamoroso il gol di Montolivo. Ai ai ai. Mamma mia, 2-1 col Fiorenzuola è grave però, eh. Cioè, mi aspettavo qualcosina di più, per carità, è vero che le amichevoli di solito... No, brutto errore del Cianama, recupera Zapatino. Musacchio, Francuzzo. Suso, Montolivo. Montolivo fa la cagata, chiaramente. Musacchietto, Francuzzo che sì, vai Suso. Il Ciana perché sì. Vai Conti, vai Conti. Peccato. Che sì. Montolivo, dai Monto. Niente, non riusciamo a sfondare, dai Conti, dai mettila in mezzo, Conti! Niente da fare, che sì. Dolberg! Fantasmino Dolberg! Yes! Buono. Fiorenzuola, regalaci il sogno. Ovvio, vincere col Milan non è proprio un sogno, sinceramente, ormai. Allora, altri cambi al posto di Sborini. Mettiamo Sborini al posto di Ciaranoglu. E Loca per che sì. Ma... Ok. Vai. È un po' meno intuitivo però, ci vorrà un po'. Vai, partita un po' così, ammonito Riccardino Rodriguez. Sono le prime partite, ci sta anche un po' di... Dobbiamo ancora imparare la tattica, il primo anno è sempre difficile, Romagnoli leggermente infortunato. Vabbè, un 3-1 così, senza infamia, senza lode. Però ho segnato Dolber e sono contento. Vabbè, sono felice, dai. Diamogli un po' di... fiducia. Vai. Ok. Romagnoli 3-4 giorni. Su, vediamo, guardando un po' la squadra, capiamo dove c'è un bisogno, un po' dappertutto, però... quasi quasi un difensore in più. È sempre uno stadio difficile. Che stronzoni. Eh, 2 milioni, vabbè, ma Zapata non ho ancora giocatori, poi Zapata è un giocatore che come riserva ci può stare. Ancora, no, guarda, basta, cioè, che ti rispondo. Ancora, ma Courtois non verrà mai. No, ma Abate lo tengo perché ha i capelli belli. No, Cutrone proprio. Anche se gli attaccanti ce ne sono tanti davanti, però lo proverò a Cutrone. Ecco, Zapata è infortunato 2 giorni. Vabbè, ma finché 2 giorni. Vabbè, siamo ancora all'inizio, ragazzi. Devo ancora prendere l'intesa della squadra. Ci sta.
Ci sta, ci sta. E adesso vediamo contro chi affrontiamo, se Lyle o Lorda Sbai. Oddio, che è successo? Cosa è successo? Va adesso? Uscita video bassa. E ogni tanto... che palle. Oh. Ok, vabbè. C'è un'uscita bassa mi dà adesso, non capisco. 100 mega, Dio Cristo. Ok, siamo contro Limassol. Squadra di... Se non vinciamo 10-0 mi incazzo, eh. Allora, ma basta con sti prestiti. Lo so che è un ottimo acquisto. La rosa deve essere scelta. Ok. Selezione automatica. Vabbè, Cutrone no. Come no? Ah, perché certi cazzo. Allora. Chi è che sta fuori? Allora, Gianluigi. Come Gianluigi Donnarumma fuori? Sì. Stora. Vabbè, Gabriel. Anche no. Che sbaglio, 2 portieri e ciao. Tanto. Ok. Bonucci Musacchio. Paletta no. Vergara no. Zapata batte anche no. Dodon Kershi, Antonelli Calabria, Rodriguez che sì. Locatelli sì. José Marino, Benaventura, Ciaranoglu, Suso. Cutrone, Boris Borini. Ok. Questa anche no. La Calabria lo possiamo mettere. Anche Abate stanno fuori questi. Ok. Vai. Il Bodo infunga il Fanta, lo so. Scusate un attimo il telefono. Preoccupano le condizioni di Rodriguez, no, si è rotto. No, vabbè, si è rotto anche Rodriguez, andiamo a cagare. Un piccolo infortunio muscolare. Non deve essere particolare. Ma che sbord, ma che 2 coglioni però. Ma... Oh, siamo scarsi, ma siamo un casfigai però, Dio Cristo. Io invece penso. Ok, allora, punti deboli. Vabbè, insomma, non voglio neanche preoccuparmi di questi perché sennò. Paletta in procinto di firmare con l'Everton. Ok. Bene, bene. 5 milioni e 5 per Paletta, benissimo. Ciao. Che ti parlo.
Io sto pensando a Pierre-Emerick, perché abbiamo dato via Pierre-Emerick, il buon Pierre-Emerick. Ok. Zapata. Calabria ancora no. Ho bisogno di una squadra lunga, con tutti gli infortuni che ci sono. No, Michelotto, non mi dire così, Michelotto, ti prego. No, Michelotto no. 2 giorni, Antonio. Vedi, si spaga tutti 2 o 3 giorni. De Vrij vuole il Chelsea. No, Brian Cristante no. Sta sul cazzo. Ok, no, allora. Prestito, no. Ok. Perfetto. Oh, che buono. È venuto all'Everton ormai. Ardite, esordio in panchina. Madonna. Prevede una scontata vittoria, speriamo. Vediamo che combiniamo. Ok. Allora, beh, li ho già convocati. Questi sono i porcelloni, eccoli qua. Ok. E adesso vediamo il debutto sulla panchina in casa. La prima, voglio un 4-0 secco, eh. Test di riunione. Allora, mentalità offensiva oggi, eh. Ok, perfetto. Io vorrei parlare. Silva è contento. Ma non posso parlare con Silva, no, non me lo dà perché. Ah no, eccolo qua, ok. Silva. Cerca di tenerla. Cerchiamo di lanciarti in attacco appena possibile. Vabbè, no, aspettiamo, dai. Piuttosto Conti. Crossa spesso. Ok, fine incontro. Eh, è un po' dura prendersi i giocatori, ragazzi. Purtroppo abbiamo visto che il mercato è durissimo. Forse ci sarà un ultimo colpo, ma vediamo. Ok, allora la squadra come la forma c'è. Io chiaramente tengo questa perché devo vederla. Familiarità, dai, stanno cominciando a imparare gli stronzi, eh. Allenamento. Ok. Facciamo. Ci facciamo 2 difese, ci facciamo. No, ci facciamo 2 difese prima, che è importante tenere la difesa. Vai. Allora, ok, quindi ora mettiamo Kalinic ed Olberg, Montolivo in panca al posto di Antonelli, difensori centrali loro, Calabria può fare destro-sinistro,
Mettiamo solo un centrale, ma ho paura dei terzini, sinceramente. Tanto mettiamo in panca. No, però Kalinic devo provarlo anche perché sennò lo vediamo come gioca. Cutrone aspettiamo. Vai, vai. Vai. Allora, Dolbergone. Vediamo la 23 di Michael Jordan. Primo test ufficiale per il Cue. Ok. Allora, parla alla squadra. In bocca al lupo, ragazzi. Attacco. Vai. Perfetto. Sembrano pronti, andiamo. È un giorno speciale. Per parlare degli 11. Ci vuole tempo di Don't Care, aspettiamo. Non l'ho messo neanche in panchina, però forse mi sono dimenticato. Però è appena arrivato, dai, con calma. Vai. Vai raga, inizia il primo match ufficiale per il Cumendone. Spostiamo sti cazzo di equilibri. Lo spogliatoio di Paul è anarchico. Sì, non l'ho portato, vabbè, dai, lo porto alla prossima. Ciaranoglu! Ah, fuori. Dai ragazzuoli, dai. Siamo già al 14esimo, raga. Silva già ammonito, che sposo. Allora. Oh, ma che sbo, ragazzi? Siamo al 35esimo, siamo ancora 0-0. Vai Francuzzo, Ciana, Rodriguez, Biglia, Kesci, il Ciana, va il turco 10, Romagnoli, vai Ciana Andre Silva, già ammonito, vai Susetto, palo. Mamma mia. Vai Conti, che ti devo crossare, Conti, mi raccomando. Susetto, Susino, Susone, Ciaranoglu, Silva, parata. Bisogna buttarla dentro, Biglia, Silva, Ciaranoglu e non ci arriva. Sì, infatti è bello, ho motivato Silva e viene ammonito, sono cose belle della vita. Primo tempo disastroso, ragazzi. Male. Sì. Guarda chi è che ha reagito male? Donnarumma, niente Silva, però non mi sta preoccupando, Allora mettiamo un uomo d'esperienza come Kalinic, madonna quanto mi sei sul cazzo. E se non sblocchiamo mettiamo le 2 punte, vai. Sì, Silva non mi è piaciuto. Sì, purtroppo non l'ha ancora capito Belia, siamo al 51esimo, non stiamo ancora sbloccando il risultato.
Dobbiamo svegliarci, però, Allora, togliamo un bill... No. C'erano... Togliamo Suso e mettiamo Dolberg. Proviamo così. Dolbergone, punta completa. Attacco. Ciaranoglu. Regista avanzato. E ok. Vai raga, sveglia però. Dobbiamo svegliarci. Rodriguez, Biglia. Romagnoli. Rodriguez per Biglia. Giro palla che però non serve a niente purtroppo. Fioi. Il Ciana. Francuzzo. Francuzzo perde palla ma la recupera. Vai Susetto. Prima di lasciare il campo. Ciaranoglu, Suso. Non ho parole, Fioi, non ho parole. Un Milan veramente in difficoltà. Mamma mia. Allora. Siamo veramente presi male. Sì, ma non pensavo di avere problemi con sta squadra, cioè... Analisi. Sì, mi scrivono un cazzo poi. Zero a 0 pericolosissimo, mamma mia. Attenzione, rischiamo anche. Rischiamo anche di prendere il gol. Bene, sono soddisfazioni queste. Vai che sì. Vai alla fine. Vai Kalinic. Vai che ti odio ma me la segni. Vai Dolberg. Ma va a cagare, va. Finisce con uno 0-0 veramente disastroso la prima giornata a Milano. San Siro sarà già con i fischi. Finisce qua ragazzi, Milan 0, AEL 0. Sono incazzato nero. Non ho parole. Sì, sì, ma possiamo fare anche 50 tiri. Disastro proprio, vedi. Sì, subito il ritiro nel deserto, sì. Bisogna pensare anche forse a un altro colpo. E adesso guardo poi. Avevano cambiato tante robe, hanno cambiato. Cambia modulo. Quasi quasi. Più che altro due giocatori che non lo fanno di ruolo e questo mi sta sul cazzo. Ma facciamo così. Proviamo questa. Però sempre con un centrocampista in più. Proviamola, questo sarebbe diciamo il mio modulo classico.
Allora. Ok, allora. 1, vediamo così. Cioè non vedo il supporto dei centrocampisti, cioè dei terzini, che è quello che interessa a me. Ok. Vabbè, però mettiamo Bonaventura. Pogba. La piantina manca sempre. Ciociana non è proprio nel suo ruolo, c'è poco da fare. Allora, che sì. Cazzo, non me lo fa proprio per la Bonaventura. Porca trota. Allora mettiamo Bonaventura. Cioè, un po' rischiosa così. È un po' il proviamo, dai, proviamo. Proviamo così. Un po' rischiosa, ma a sto punto però io voglio un po' di soldi. Proviamo a vendere Gomez. Ok. Proviamo questa. Sì, per fatalità pure sto tentando. Vediamo. No, non mi aspettavo, c'è un 0-0 in casa con una squadra veramente di morti, non è il massimo. Speriamo di fare qualcosa, insomma, al ritorno, porca puttana. Andrelli, chi sia sto qua? No, deve crescere nella mia primavera. Se la squadra non gira senza Montolivo, può essere, Montolivo è un po' il fulcro. È un po' il fulcro di tutto, sinceramente. Anzi. Facciamo così. Consumisti. Proviamo così. Kraft si unisce al Leeds in prestito. Per migliorare la rapidità. Sì, ma come glielo cambio? Cioè, ma puttana miseria, sono para. Allora, Ciaranoglu. Come glielo abbasso? Forse così, boh. Tu. Dimensione minima, lo voglio stretto, cazzo.
Dobbiamo giocare stretti. Perché Conti è piccolino, scarta tutti, tic cross, gol del Cume. Vigolo. Vabbè. Ok. Raga, ho bisogno di un bel supporto per il ritorno, perché siamo un po' a rischio, cioè non voglio neanche se non mi qualifico, chiudo la live, ciao, cioè. Vado a giocare a Giulia che passione. Ok. 70, ok, che bello. È veramente un inizio difficile, un inizio molto difficile, uno 0-0 in casa contro una squadra cipriota al primo turno che non mi aspettavo proprio. Silva deve ambientarsi, se vedo che ha problemi devo mettere un giocatore già diciamo più abituato alla Serie A o comunque in una squadra italiana. Ok. Ecco, Kalinic infortunato 6 settimane, lo stronzo si è rotto. Ci devo fare la live su Giulia che passione. Giulia che passione, Giulia che passione, oh yeah. Vabbè, giocatori chiavi, insomma, stiamo esagerare. Ok. Come Golden Edition. Sì, Stefano, bisogna mettere Tori. Sì, ma il problema adesso mi devi spiegare come cazzo li cambio, però, perché non c'è cambiata sta roba. Purtroppo io è la pronta che sto giocando con voi. Ora dove devo cambiare, buon Paul? Allora, Silva. Carico di lavoro ma perché pesante? Ma non te l'ho selezionato io. Vediamo Paul. Aspettiamo Paul. Aspettiamo Paul, aspettiamo Paul. Paul. Il mitico Paul. Leggero. Ma ok, vabbè, allora vediamo. Medio, pesante. Medio, pesante. Ok. 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 Proviamo così. Ok, medio. Leggero. 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 Sì, ma se non li alleno su niente ho paura che non mi migliorano i giocatori.
leggero e leggero. Vediamo se hai ragione il buon Paul. Rimborsi. Ok, il fondo Elliott, Fiori, cominciamo. Gomez. Arca. Allora, aspetta, no. No, quello mi toglie tutto, purtroppo. Fammi pensare. 9,5. Sento un rumore strano, vediamo se c'è qualcosa. Così non si allenano nulla, infatti. Così perdo veramente tutto. Ciao Samuel Precopio. Allora, posso vedere l'offerta? Grazie stronzo. Allora, 5,5 subito. Ah, vabbè, sparo, ciao. Va bene. Vediamo lo Sporting. Ah, rifiutato. Cazzi tuoi. Ok, ci sarà un altro colpo, penso, eh? Allora, vai. Vai. Ancora non lo voglio, sto che sboro, cioè. Offre da altre squadre, vai, fuori dai coglioni. Togliamo la zavorra. Ok. Ok. Calabria, sì. 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 Vergara anche no. Romagnoli sì. Manca Gigio Donnarumma. Gigione sì. Storari sì. Mi sembra di aver messo tutti. Ah no, Fabio Sborini. Cioè, però a sto punto vendo anche Abate. Ciao. Cioè, Dolber avevo messo, no? Borini, ciao. Ok. No, ma che coglione, ma no, porco diavolo. Ma guarda che rincoglionito. Ma Dio Cristo, però. No. Sì, Frank, sì. Scusate, ragazzi. Abate no. Vergara no. Gabriel no. Antonio no. Sì. Però forse devo metterne 3 portieri, per la Serie A. Vabbè, me caro Offio, in caso in Serie A la laviamo se si rompono tutti i portieri, che sboro. Storari, sì. Bonucci, Gomez, sì. No. Zapata, sì. No. Abate Conti, Doncher. Abate Calabria. Sì. Che sì. Locatelli, sì. Maurino, sì. No. Suso e Casperino. Dolberg. Manca qualcuno? Vabbè, a sto punto. Ok. Ciao Elia. Ok. Critici. Vado, guarda. No comment a queste domande di merda. Nuove pari di mercato. Ok.
Oh, la preparazione incoraggia le... Oh, sbollo, ora dai, adesso penso che vinciamo, dai. Dai che vinciamo stavolta. Partiamo, ciò che bisogna partire, proviamo a partire con Dolberg, proviamo col giovane, col ragazzo prodigio, ragazzi. Dolberg è stato un colpo che non pensavo neanche di fare, però poi insomma Belotti purtroppo erano troppi soldi, è chiaro che Belotti era già pronto, però bisogna anche, insomma un attimo, ci dobbiamo accontentare per questo primo anno, solo che sarà dura, nessuna offerta. Ciao. Vediamo se qualcuno vuole Abate, sono curioso, cazzo. Abate. Allora, João Mauri. Trasferimenti, offre da altre squadre. Ma comunque lo tolgo, non voglio più, proprio non li sopporto, cioè vedere ste merde. Ciao. Ciao, proprio ciao, fioi. Vergara, fioi. Vergara abbiamo. Almeno togliamo un po' di zavorra. Ok. Al posto di Kalinic mettiamo Cutrone. Centrale ce l'abbiamo, Antonelli. Vai. Vai. Allora. Tu parla la squadra. Mentalità. Guardo controllo perché offensiva hanno fatto 24 tiri neanche un gol, ho detto che sbocca abbiamo. Tu. Andre Silva. Allora, diamo libertà di movimento, oh, nessuno mi ascolta bene. Vabbè, fine incontro. Basta. Con sti prestiti. Raga, ho bisogno di supporto adesso, eh? Ho bisogno di supporto. Io il 7. Io do che sborraffio. Do il 7 a. Posso rivederlo a Kalinic, lo do a Dolber. Il nuovo Sheva sarà il nostro Casperino. Cotrone un po' presto per il 9. Il numero. Anche il 14 che è un numero che mi è sempre piaciuto. Ok. Raga, ho bisogno di voi, per una sfida che sembra semplice, ma. Ok. Allora. Allenamento. Squadra, ok. Adesso dopo stiamo sul focus principale. Ok. Sembrano compiaciuti. Sboroni, Serena. Vabbè, staremo a vedere. Abbiamo il ritorno, ragazzi, di Europa League, primo turno preliminare. Bonaventura ha bisogno di un po' di ritmo partita, ma lo voglio provare, lo rischiamo. Locate, no, abbiamo Montolivo comunque un po' di esperienza ce l'ha, dai. Ok. Mettiamo due centrali che non si sa mai. Allora. Questi però a me non mi vanno. Salva.
Cazzo Maurizio, peccato Michelotto. Dai Miche, dai Fioi, dai Paul, dai tutti, anche se non siamo in tanti. Poi siamo anche Football Manager, insomma è un gioco abbastanza di nicchia, poi anche il canale, poveretto, per il fatto che sto male, che sto male, tutto è molto fermo. Però insomma dai, i miei fedelissimi ci sono sempre, anche un orario un po' così, d'altronde non potevo stasera, poi c'è anche l'Italia. Ah, dai. Ok. È sul cloud, così quando vado dal fisso ce l'ho qua. Vabbè, infatti Buonaventura non gioca tutta la partita. Ciao Giulio Vitali. Quasi quasi potrei prendere anche un'ala a sinistra, perché se sto modulo va bene potrei prendere un'ala, perché Bonaventura c'è Borini, cioè mi viene da piangere con Borini. Spogliatoio, torna alla squadra. Appassionato. Vai. Suso sembra assente, Maria Vergine. Energico. Niente, Tasboro. Dai fiori. Tunnel. Vai. Dai ragazzi, andiamo a portare a casa sta qualificazione, ma proprio senza neanche, non voglio neanche mettere gli aggiornamenti e dire ai giocatori cosa fare. Vai Paul, siamo al settimo e ancora non abbiamo segnato male. Sono rilassato, i giocatori sono rilassati, tranquilli. Dai, Fioi, dai. Ciala. Suso, Bonaventura, fuori. Ma ferma, sappiamo fare un gol, però. Basta, ho tenuto il cazzo adesso. Sono rotti i coglioni. Sono rotti i coglioni nella seconda partita. Cioè, o segniamo o mi girano i coglioni. Vediamo, Api, vediamo. Lo metto nella ripresa. Bonaventura è già stanco. Poi sembra PES 0-0 tutte le partite. Bene. Mi sembra veramente un buon Milan. Cialanoglu, lo rimettiamo qua. Vai del Berghino. Vai. Sì, sì, Stefano. Fa proprio ridere come nella realtà. Ma sì, però è incredibile. Silva sta giocando di merda. Vai, Ciana, per piacere. Mamma mia, Andre Silva è una roba vergognosa. Vai Silva, dai cazzo, sfondala. Suso. Vabbè. Stiamo mangiando gol a manetta. 13 tiri anche stavolta.
Ma lasciamo Dolber da solo. Sì, la panchina del Cume già... Beh, se vado fuori, ripeto, chiudo tutto, cioè, non esiste che vado fuori al primo turno con questi qua. È impressionante. Quasi quasi, sì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Cioè, ma siamo con una squadra di morti. Conti, hai rotto il cazzo, ti amo, mi hai rotto il cazzo. No, giusto, Antonelli fa solo di là, è vero. E posso annullarla? Oh. Come si fa a annullarla? Oh. Sì, però non fatto, cioè, non fatto, non mi piace sinceramente come hanno cambiato la cosa. Dove si annulla? Niente, ho sempre bisogno del buon... non capisco perché... Sì, ma non potevano tenerlo come il solito, no? Troppo difficile. Ecco. Ecco, bene, Dio Cristo. Lasciamo perdere. Speriamo bene, tanto peggio di così non può andare, al massimo perdiamo. Che sì, dai, Suso. Biglia. Ciaranoglu. Dollo, sì, vabbè. Tutto per tutto, Fiori, cioè, non mi interessa niente. Per piacere, ma ragazzi, vai che sì, vai Ciana. Dolberg. Qualcosa può fare un 19enne. Che sì, Dolberg. Dolberg. Perde la palla. Rodriguez, Suso. Che sì. Vabbè, però che sporo. Cioè, non ne segniamo neanche per sbaglio. 29 tiri. 4 in porta, però. Non ho parole. Sì, sì, sono tutti calmi. Sì, sono tutti calmi. Dai, cazzo. No, no, porca. Non ho parole per descrivere sto inizio di stagione. No, vabbè, non posso continuare, non mi interessa, non posso continuare a prendere il primo turno di Europa League, non esiste. Non esiste. Mi dispiace, ma non esiste.
Dico. Calci di rigore. Vediamo se devo bestemmiare in aramaico. Non lo so, Michelotto, non lo so. Arruba Arena, cos'è l'ex Villarreal che è segnato all'Inter? È anche infortunato questo, Donnarumma. Vediamo se ne para una, Donnarumma. Ma va a cagar, coglione. Ne pari uno, ne pari un cazzo di rigore. Oddio Billy, il coglione. Ma porco diavolissimo. No parole. Non ho parole, Biglia. Sei un coglione, Biglia. Devo giocarlo prima un po' da solo, secondo me ho sbagliato. Però comunque c'è questi qua, insomma. Sì, se vogliamo vedere è tutto. Donnarumma per piacere. Ma dai però, che sboccio. Lo spostatore di equilibri, fioi. Bene. No, vabbè, fioi, scusate, ma... Non neanche la carico sta live, mi spiace, non è possibile. Non è possibile, ragazzi, proprio mi girano i coglioni. O se no le riavvio da quel coso. Mi spiace, ragazzi, ma non posso perdere tutta la stagione perché il gioco è deciso così. Dai, cioè. Se volete togliere, se volete tengo la cosa. Ma non esiste proprio. Ciao. Ciao. Ciao proprio. Mi dispiace, ma tutto c'è un limite. Non posso buttare via già la stagione della prima partita, sennò veramente rischio l'esonero. Cosa faccio? Perfetto. Allora, andate in vacanza. Ciao. Proprio, guarda, neanche mi scompongo, sinceramente. Proprio non esiste al mondo. Cioè, non esiste al mondo. Purtroppo ho giocato con voi, devo giocare prima da solo, fare qualche partita e ho preso in culo. Adesso sono capace di perdere. Se perdo anche un in seconda, allora proprio basta, chiudo la live. Chiudiamo la live. Non ci credo! No, vabbè. Fiori, guardate che roba. Cioè, abbiamo perso 1-0. Non è colpa mia. No, vabbè, cioè, non ho parole. Non ho parole. Non ho parole, Fiori. Non ho veramente parole. Non ho parole. Proprio il gioco quando il gioco decide così, cioè non può essere... Ho capito che siamo scarsi, però non può una squadra come il Milan perdere, cioè non riuscire a fare un gol con sti qua, dai, cioè, te prego. Però è spaventoso, cioè avrei perso comunque. Vabbè. Ragazzi, sto facendo così per provare, cioè per non buttare via la stagione della prima partita. Devo ancora ambientarmi con il gioco, non l'ho appena provato. Voglio capire però perché c'è, se è una squadra così, veramente devo acquistare giocatori, devo acquistare un attaccante ancora, c'è poco da fare. Cioè non segna nessuno.
Vediamo. E ho vinto 2-1. 2-1. No, vabbè. Ha segnato Musacchio ancora e Bonaventura. A parole. Do not parole. Ho fatto così solo perché è la prima partita, ragazzi. Dopo basta. Cioè. Ciao Stefano, bisogna fare qualcosa. Cioè, non so cosa fare, fio. Non so veramente che dire perché non mi aspettavo un inizio così. Cioè, non me l'aspettavo proprio. Ah, bene. Milan, Reshka. Ah, Corge, sì, vabbè. Corieica. Se abbiamo nel girone, fatalità. E sappiamo le bombe, sì, sentiamo anche a Roma. Ciao. Sì, Musacchio se ne è più Andrea Silva, erano parole. Ragazzi, qua bisogna fare un colpo devastante. Sì, non capisco perché. Spazio ai giovani, mi sono rotti i coglioni. Centrocampo cattivo. Ok. Offre le 3 squadre. È possibile che nessuno li voglia? Sì, sì, Andrea Silva venderlo appena comprato. Cioè, mi sembra un delitto, cazzo. Cioè. Volevo cominciare con la squadra reale, ecco. Però serve un big. Serve un big. Non so se a sto punto o sulle fasce o un attaccante. O un sinistro. Anche Cialanoglu mi ha deluso a sbrega. Cialanoglu mi ha veramente deluso per il momento. Veramente. Ho bisogno di uno che segna tanti gol. C'è poco da fare. Cioè, vendere Andre Silva così subito mi sembra una cagata, sinceramente. Vedi, Belotti però è l'unico è il più forte che vuole venire. Porca puttana. Allora.
Mamma mia. Pierre-Emerick. Voglio Pierre-Emerick. Cifre impossibili. Dai, Mertens. Ok. Inaccettabile. Allora. Ma sì, tanto per cazzeggiare un po', Fio. Ciro Immobile. Che da lì è difficile che sti qua venga. Questo qua. No. C'è poca roba. Sì, ci pensa a Picella. Io me lo godo a Picella. Mamma, che disastro. Che disastro. Vabbè, siamo solo un inizio negativo. Ancora basta. Se il Milan è terzo per le quote. Vabbè, ciao. No, non vendo al primo anno quelli che sono appena arrivati. A parte Kalinic che lo venderei subito, ma l'unica cosa che potrei fare per Kalinic è con l'editor metterlo in squadra, però non voglio rovinare. Cioè, ho fatto sta cosa proprio per non rovinare la stagione iniziata, perché ho appena cominciato. Però non voglio fare robe. Eh sì, l'api sì. Ancora. Cioè, Cialanoglu hai rotto i coglioni, però. Cialanoglu lo venderebbe che mi sta rompendo il cazzo. Cialanoglu mi ha già rotto i coglioni, sono sincero. C'è un po' di gente forte. Vediamo gli interessati. Madonna, ma solo sta merda è interessata a venire. Vabbè, però, per carità è vero, però cazzo. È un mio pupillo Carrasco. Sì, ma poi vado su giocatori che alla fine il Papu Gomez. Vai. Ibrahim, ma Ibra forse è già al Manchester. Vediamo. Sì, vabbè, io adesso vedo degli allenamenti, però cioè, devono un po' pacciarlo, sinceramente. Mi sta un po' nervosendo, devono un pacciarlo. Sì, ma glielo tolgo, però l'infortunio a Ibra se lo prendo, questo sì. Boh, Vediamo Ibra, ma... Ibrahimovic. È già il Manchester, ciao.
Ma volevo fare almeno il secondo, volevo fare almeno il secondo, la prima partita del secondo turno, a vedere come va e poi salvare. Nessuno dei miei, chiaramente. Pazzesco, si stanno rompendo, cioè veramente devono un po' pacciarlo, secondo me. Però un altro colpo lo faccio, devo solo capire chi. O se no, che sboccio, rischiamo il tutto per tutto e fanculo. Ciao. E dopo a gennaio, il prossimo anno, vendiamo Kalinic e Suso, se abbiamo problemi. Ci ho rotto le palle. Mamma mia. Mamma mia, raga. Sì, mi sono rotto, Fede, mi sono rotto. La rischiamo. Pazienza. C'è bisogno di un centravanti coi controcavoli. Se abbiamo problemi, vendiamo Ciaranoglu, Suso e torniamo tranquillamente in... torniamo tranquillamente in corsa. Sì, sì, infatti, andiamo 2 punte. È l'unico giocatore, diciamo, di livello che vuole venire, quindi... cioè, sinceramente non volevamo fare qualcosa perché comunque è come la realtà, non abbiamo... Ah, ok. Ciao. Gomez è andato perché Soldino rientra. Adesso facciamo quella con Reika e basta. È che purtroppo Kalinic non lo posso vendere, io lo odio Kalinic, cioè è un giocatore che non sopporto. Vabbè. Alla fine comunque il Milan ha bisogno di una piccola rifondazione ancora, ripartiamo da quelli buoni e mandiamo a fare in culo sti qua. Perché... ok, qualche soldino è arrivato. Ok. Diciamo che sposto gli ingaggi, sposto il budget dagli ingaggi al budget trasferimenti. Ciao. Allora. Ci andiamo in vacanza, qua preparo già. Allora. Questa però è una soluzione che voglio tenere. Questa la teniamo e cambiamo questa.
Giochiamo semplice. Torniamo col rombo ancelottiano, vediamo. Allora. Che sì, non lo può fare questo ruolo, neanche Biglia presumo. Oh sì, perfetto. Ok. Che sì. Ok. Lui è morto. Mettiamo il Loca. Però Suso, vedi, manca un trequartista. Suso è così, fai Suso. Io non sinceramente, Suso, io lo dico sempre che in realtà è forte, però non è devastante, finalizzazione 13, e non mi permette di fare altri moduli. Cioè, io sinceramente faccio il rischio, Fede, chi non risica non rosica. Vediamo. E mi prendo un trequartista forte. E basta con ste ali, che il Milan non può giocare con le ali. Il Milan, tutto quello che ha vinto, lo ha vinto non così. Ok. Posto di Bonaventura mettiamo Dolberg. Ok. Suso purtroppo, ragazzi, per voi sarà un fenomeno, mi lo reputo un buon giocatore. Per il Milan che sono abituato io. Tarità controllo. Fluida. Ciao Gabriele. Allora, ritmo normale. Ok. Ok, proviamo. Allora. Ok, andiamo in vacanza comunque, che questa non la facciamo. Però l'abbiamo preparata per dopo. Sì, a sto punto vorrei provare a far così. Vendiamo su, prendiamo un trequartista forte. Belotti, Silva, la coppia d'attacco. No, vabbè. Cioè, però non è possibile. Adesso nessuna offerta di Suso. Cioè, è pazzesco. Comunque, sì, ripeto, i primi giorni di Football Manager sono sempre così, quindi mettiamoci un po' di... insomma, andiamo con i piedi di piombo, che se il riavvio, che mi dispiace perché è una roba che non faccio mai, però visto che è appena arrivato, possiamo fare così. Ah, neanche visto come è finita la partita, Fe. 3-1, madonna. Oh. Vediamo se riusciamo a vendere Suso. Cazzo, il tablet che è quasi scarico, 15%. Andiamo ad arrivare alla partita finale. Oh, che spo. No, non ci credo. Cioè, ora, il computer ti offre, cioè, spara cifre impossibili, pazzesco però, eh. Cioè, meno 25, cazzo. Ma guarda che roba.
No, è spaventoso. Ma non mi... Sì. Facciamo in 3 rate se vuoi. 18 milioni. Ma non esiste. Almeno 25. Quindi... Guarda, cioè, spaventoso, spaventoso. Sì, sì, è pazzesco, cioè... Almeno per la sua cifra? 23 milioni. Beh, pazzesco. No, la Juve solo se mi dà una cifra... Sì, non ha senso, no. Tanto non è che la forza la Juve più di tanto sarà iper panchinaro. 20. Ora la Juve però, eh? Non intende, ok. Se volete così, se no ciao. Sì, sì, devono un po' sistemare sinceramente sta cosa, perché mi sembra un po' esagerato. Ma d'altronde si sta ai primi giorni, sappiamo che è così. Se no può andare al Manchester, anche se perdo, cioè, alla fine la stessa cifra, però almeno recupera un po' Belotti. E dopo proverò... Nagatomo va allo Zenit, si gode. Mamma mia, Ciaranoglu. È un po' pesante Ciaranoglu, di poco. È leggermente pesante. Dopo la Roma, ciao. Se Belotti magari arriva. Suso, no, basta. Basta. Zapata non lo vendo. No, non sono normali. Aspettiamo le patch. Ciao. Allora, Bonucci e Vice, vabbè, facciamo, non roviniamo almeno stare dallo spogliatoio è rimbambito. Premi vittoria, Serie A alto, Coppe nazionali basso, anzi facciamo così, mi interessa più la Coppa. E... grazie. Sì, ma gli allenamenti li ho sistemati adesso. Fisioterapista. Cioè, non possono più rompermi le palle adesso.
Guarda, sono tutti a posto. Poco da rompere i coglioni. Sì, ha funzionato, solo che, come sempre, te lo sappiamo, Football Manager, i primi giorni ha problemi delle espulsioni barra 100 ammonizioni e dei modifica budget. Poi colpo di mercato pesantissimo, arriva il Gallo e vaffanculo, mangiatemi il pacco. Adesso vediamo un attimo le finanze, però cioè, almeno nel gioco vedere qualche acquisto decente del Milan. Sofferenza. Dolberg è morto anche lui, molto bene. Ok. Finanze 0. Allora, stipendi 100, vedi, possiamo un po' modificare. $168. Ok. E abbiamo anche i soldini per il trequartista. Ok. Dai che abbiamo finito. Sì. E dopo me li studio da solo gli allenamenti. Quando finisco la diretta, poi con calma mi guardo tutto, così poi arrivo alla prossima bello pronto. Ma appunto arrivo in prestito anche no. Dai che devo anche andare, cazzo. Raga, adesso dobbiamo fare l'ultima partita che sono anche un po' in ritardo. No, Susa proprio no. Mandiamo il vice per questa. Ne faccio sempre di solito, però voglio fare sta partita e salvare. No, Russo ci crede, ci credo anch'io. Reika 4, Milan 0. Ok. Vediamo sta partita. E dopo se riesco, ragazzi, anche domani spariamo un video, però lo facciamo di sera. Ok, basta. Confermiamo la rosa. Bloody. Grande Gallo. Ok. E vediamo cosa combiniamo. E sta nel divano oggi, dai, per fortuna non ho neanche sofferto tanto, insomma, a parte il collo che sono un po' storto, ma vediamo se almeno mi danno la soddisfazione di vincere con questi. Ok. No, lo do al Manchester. No, come ho detto, visto che non ho giocato da solo, ci sono bug, robe varie e non volevo rovinare subito la carriera alla prima partita, l'ho riavviata. Almeno arrivare ai gironi, ecco, e dopo basta, da là, quello che succede, succede. Ok. Vediamo il debutto di Belotti, salviamo. Ancora. Cioè, capito? Perché sennò cominciare una diretta, fare 2 ore e 3 di diretta per avere già prendere la stagione compromessa ha poco senso, avendo appena iniziato il gioco ed è pieno di bug, perché veramente purtroppo è così. Ormai i giochi sono pronti dopo un mese che li compri, cioè è pazzesco. Una volta, cioè, andava meglio negli anni
negli anni 90 e primi 2000. Cioè, no. Mi sembra un po' bizzarra come cosa, però vabbè. Ok, andiamo. Aspetta, no, i coglioni. Borini lo teniamo per sicurezza. Togliamo proprio Suso. Dolber è rientrato anche. Ok. Ok. A posto. Andiamo e vediamo di fare una buona partita. Con il rombo ancelottiano che quante volte giocavo con sto rombo, ragazzi. A Belotti diamo il 32, no? Ci sta. Per questo primo anno ci sta, da bomber. Vai raga, siamo fuori casa. Vediamo se riusciamo a vedere un gol della nostra squadra in un match ufficiale. Sarebbe già una bella soddisfazione. Lo so, Paul, lo so. Che bello, però Bellottino non me l'aspettavo di prenderla. Finisci il discorso. E andiamo ragazzi. Io direi di partire già offensivi però. Vai. E vediamo un po'. Se è proprio la squadra che fa schifo, se è un caricamento negativo, non lo so. Sì, l'inizio non è confortante. Sì, Michelotto, purtroppo è così. Dai, Fioi, dai, però. Non mi sembra di aver fatto una tattica sbagliata. Conti. Ecco. Vai Rodriguez, vai Rodriguez. Abbiamo Belen Rodriguez in squadra, Fioi, Locatelli, vai Loca. Il Loca mi dà fiducia. Conti, parata. Bravissimo Loca. Ora Loca gioca meglio di Billy che sì, Dio Cristo. Sì, sì, ci sono domani. Dopo guardati l'ultima partita, cioè sta partita qua alla fine, sperando di aver fatto un gol. Vesovic. Anzi, i miei giocatori non segnano neanche su una porta di 50 km. Bravo, Rodriguez è uno dei migliori comunque. C'era Noglu, è uno dei invece più di rompipalle. Conti, Biglia, Francuzzo che sì, Silva, Rodriguez, Loca, Biglia che sì. Tanto giro palla, Silva, Belotti, Conti ancora niente, una madonna, cioè. Non segniamo, vai. Ciao Paul. Incoraggiamoli, che possiamo fare? Bravo, Rodriguez comunque è veramente uno dei migliori per adesso. Perché manca tutto il resto. Sillo, vai Andrea, vai Andrea. Vai Belottino, vai il Gallo. Ciaranoglu. Che sì, palo. Niente, veramente ce l'avete con me. E la 3D devo metterla dalla prossima diretta perché per sbaglio sono dal portatile perché non posso stare seduto. E ho messo col portatile, ha selezionato la scheda grafica integrata. È un Alienware. Vai Biglia. E quindi scatticchia e mi dà fastidio. Quindi Dennis, dalla prossima metto 3D. Non posso modificare. Qual è l'ultima partita? Sì Maurizio, sì Michelotto. Pali, traversi, di tutto. Sì, sì, è proprio il cupolotto. È proprio il cupolotto comendiano. Ok, finisce il primo tempo.
No, non vi dico niente ragazzi, cioè per piacere. Non faccio cambi e aspetto. Biglia ammonito, strano, seconda munizione in 3 partite. Vai Gallo, la spondona. Bravo, niente. Ciana, che sì, dai Francuzzo. Silva, Locatelli, che sì. Belotti, madonna, fuori. Velotti lo leviamo che è appena entrato. Ok. È appena arrivato, deve un po' ambientarsi, è stanco, il viaggio. Ci sta. Aspetta, però guardiamo perché non vorrei fare l'ora dell'altra volta. Bonasci lo può fare. Lo può fare. Ho finito. Ok. Facciamo così finché non arriva il trequartista. Conferma modifica. Ok. Non lo so, ma è successa una cosa del genere, sinceramente. Devo sistemare un po' di cose offline, così domani sono più preparato perché è cambiato completamente anche l'interfaccia. Vai Silva. Vai Jack. Finalmente. Cambio azzeccato. 1-0. Cambio azzeccato. Manco finalmente un gol. Ciao Davide Luzzi. Ok, facciamo l'ultimo cambio. Mettiamo Mongolivo. Ok. Spera, non devi far danni a Montolivo, grazie. Almeno ho azzeccato il cambio, ma comunque qualcosa ho fatto. Però, cioè, Andrei Silva ha fatto l'assist, ma non segna neanche. Non lo so. 8. Come evitiamo di prenderlo, grazie. Sarebbe già qualcosa, sarebbe già una cosa positiva per l'umanità. 8, ok. Vai Silva, spondona, niente. Recuperano ancora loro. Bravo Donna. Però male tutto il resto. Vai Silve, vai Andrea, ti prego, segna almeno questa. Madonna, porta vuota praticamente. Cioè, solo davanti al portiere, guarda cosa mi fa. Mamma mia. Meno male che è finita, dai. Uno a 0, streaming zitto, ma ancora tanti gol sbagliati. Bisogna lavorare tanto. Ragazzuoli, salviamo. Sono anche in ritardissimo. Ok. Niente, raga, un salutone dal Comendone Veneziano. Ci becchiamo domani alla sera per la diretta. Grazie per il supporto. E niente, adesso stanotte metto un po' a guardare il gioco così per capire un po' certe dinamiche perché è cambiato molto sia negli allenamenti, anche nell'interfaccia, però devo un attimo ritrovarmi. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano, buon appetito e forza Italia soprattutto. Ciao!